Non ci serve una motivazione per fare qualcosa di difficile. Non è la motivazione che a me fa andare avanti facendo decine e decine, centinaia oramai di video su YouTube dal 2021. Non sono motivato a fare video. In realtà ho sempre una domanda che mi ronza nella testa del perché sto facendo quello che faccio. E il perché è quello che mi manda avanti. Il perché è vedere persone che ritornano a stare bene con delle informazioni, delle pratiche che possono essere anche gratuite. Quindi il vedere quelle persone che ritornano a stare bene dà per me una risposta a quei perché. Quando da 18 anni, 17 anni ho iniziato a vedere che la medicina, quella che per me doveva risolvere ogni malattia, non dava risultati, soprattutto a me, ho capito che c'era qualcosa in più. E quel qualcosa in più è stato deriso da milioni di persone che oggi pensano che certe cose siano fuffa o non siano scientifiche. Esempio la meditazione. Oggi ho capito che queste cose sono diventate più importanti di tante altre cose, esempio i farmaci, interventi chirurgici, che hanno mandato avanti una marea di aziende farmaceutiche con effetti collaterali, a dare effetti collaterali alle persone. Non dico per una questione di complottismo, però è quello che è successo. Se oggi siamo qua a parlare di meditazione, mindfulness, visualizzazione, energia, vibrazione, è perché un sistema medico sta collassando. Quindi il mio perché è quello di portare avanti la mia veduta, la mia visione, di curare noi stessi con la nostra mente, il nostro corpo, senza essere per forza motivati. Perché se credi in qualcosa, lo raggiungi. Se io credo fortemente che questo canale, il mio canale, quello che faccio, dia la mano alle persone. E se anche una sola persona su 1 milione riesce a stare bene, io ho fatto il mio lavoro. Quindi questo te lo voglio dire perché a volte non serve trovare la motivazione, ti serve trovare un perché. Trova anche solo un perché per te, il tuo perché. Perché vuoi ritornare a stare bene? Perché? Per la famiglia, per i tuoi bambini, per aiutare più persone. Quindi trova il tuo perché e hai trovato la tua motivazione.